Fusillo, la sagra del Fusillo, la sagra della Castagna, che però poi in termini economici portano poco o nulla, se non quell'estemporanea di quella serata dove ci si diverte. Allora noi abbiamo detto, ma se c'è questa gente che è disponibile spesso anche in modo autonomo e gratuito a cucinare per fare prodotti per tante persone, perché non le riusciamo a mettere in rete, cercare di creare delle... non voglio usare il termine cooperativa perché poi dentro cooperativa c'è un po' di tutto e non si capisce mai che cosa significa realmente, ma mettere insieme queste persone, allora proprio le donne di casa che fanno la pasta, che come la facciamo noi, da noi si chiamano le stringhe, i fusilli, che è un tipo particolare, ma piuttosto i fichi, oppure i fichi imbottiti, queste cose del genere. Le abbiamo messe insieme, abbiamo detto unitevi, cerchiamo di creare un minimo di quantitativo e iniziamo a portare nelle fiere del centro Italia, dal centro Italia al nord. L'ultima volta sono state in Abruzzo, se non sbaglio, anche sbagliare, ed è stato un successore, nel senso sono riusciti a vendere in proprio tutti i prodotti che avevano portato, quindi partire dalla pasta fatta in casa e impacchettata rispetto ai fichi, rispetto, vabbè, per non parlare dei salumi, che però è molto più diffuso anche negli industriali, nel Calabria piuttosto che l'olio, che è anche diffuso, ma questi invece prodotti di nicchia che veramente vanno al nord hanno creato una piccola economia. E allora ora stanno continuando in questo percorso, si stanno attrezzando con un piccolo laboratorio da costruire per poi avere anche le certificazioni e quindi creare una prospettiva diciamo economica, perché è innegabile che alla fine tutto gira se poi si rende economia quello che si fa. Questa è la mia testimonianza, pensando di non essere, e chiudo, non essere diverso da voi, cioè non vi ho raccontato tutte queste cose per dire quanto è figo il sindaco di San Basile, come se la pena, cioè fa l'eroe, no, proprio per dimostrarvi che io 5 anni fa con la mia squadra, forse in quello siamo stati grillini, anche noi eravamo la giunta più giovane d'Italia, il mio vice sindaco aveva 25 anni, la media della giunta era 28 e anche io mi ero da proporci come partito, no? In quel caso ho detto io non voglio diciamo, situazioni pregresse e la gente poi ci ha dato fiducia e l'idea ha vinto. Ma questo per dire che eravamo persone normalissime, quindi persone non dico diciamo peggio di questi ragazzi, ma normali come noi, sicuramente non migliori, persone normali. Allora se ci siamo riusciti noi, nel nostro piccolo, con tanti sacrifici, perché no? Cerchiamo di dare una possibilità anche a Davide e alla sua squadra affinché possa anche lui realizzare qualche sogno per questa comunità che ne ha bisogno come tutta la squadra. Grazie. Per capire come è possibile, se è possibile fare una cosa straordinaria di questo genere, anche così, perché io, ma penso tutti quanti voi, non possiamo più accettare il nostro centro storico, quindi le nostre tradizioni, le nostre radici abbandonate in quel modo come
Acrosia. Cioè dovete sapere che a Acrosia ormai le case stanno cadendo, stanno distruggendo, stanno cadendo su se stesse perché è un territorio, quello lì, abbandonato da tempo. Quindi io, normale che con tutta l'umiltà che posseggo e con tutta l'umiltà che noi possediamo, vengo volentieri a studiare e a trasferire questa idea straordinaria a Acrosia. Cioè è questo che è quello che noi vogliamo dirvi. È arrivato il momento di inventare, lo dicevo anche l'altra volta, è arrivato il momento che la politica diventi fantasia, perché non si possono più accettare cose di questo genere, non possiamo più accettare che il nostro passato venga dimenticato e sia abbandonato. Allora se c'è la possibilità, come diceva Vincenzo, di far conoscere il nostro territorio anche a cittadini di altre regioni, è arrivato il momento di coglierlo, è arrivato il momento, questa Calabria in questo caso così, di farla conoscere a tutti, perché lo sapete meglio di noi, ci invidiano il mare, ci invidiano il sole, ci invidiano tutto. Allora perché dobbiamo sempre essere gli ultimi in ogni classifica? Perché dobbiamo essere sempre gli ultimi a rotta toccare? Quindi ridendo parentesi, ripeto, vengo volentieri come un alunno da un professore a capire come hai fatto, perché questa è la politica e ritorno ancora a quello che ho detto prima. Cioè non mi interessa che tu sei del PD, mi interessa che hai fatto una cosa straordinaria per il tuo paese ed è il mio compito, è mia responsabilità, nostra responsabilità, quella di trasportare e trasferire queste cose straordinarie, perché non possiamo più accettare che il nostro territorio muoia. Passo, scusate questo sfogo, però io capisco che ci siano ormai, che tutti quanti siate disinnamorati della politica, però questa testimonianza, quella di Pierluigi, cioè sono una prova palese che si può cambiare, che si può fare comunque qualcosa in futuro. Io capisco che purtroppo ci hanno insegnato a pensare che la politica è qualcosa di canceroso, non so nemmeno come definire, ma la vera è la mala politica, la vera politica è quella iniziale, il vero concetto di Boris, è quello che abbiamo ascoltato. Chiedo scusa se ho rubato questo minuto a Lorenzo, che come dicevo prima è un attivista del Movimento 5 Stelle di Francavilla, ci parlerà di edilizia biologica e di efficienza energetica. Buonasera a tutti. Scusate che non c'era mai il primo seminario. Il progetto si collega benissimo con le situazioni, anche Francavilla ha lo stesso problema di spopolamento del centro storico. Quello che abbiamo fatto con i nostri amici e collaboratori a Francavilla, abbiamo unito delle imprese locali che, avendo la possibilità di ristrutturare, di mettere in vendita dal privato nel pubblico queste abitazioni, abbiamo puntato alla bioedilizia e al risparmio energetico. Bioedilizia in che senso? Cioè usare quei materiali per l'edilizia che sono ecocompatibili e sostenibili per l'ambiente, e l'efficientamento energetico. Abbiamo preso, vado sul tecnico, abbiamo preso una struttura test, abbiamo unito delle imprese locali, abbiamo fatto fare dei rilievi dai ingegneri e architetti e siamo riusciti a portare tramite questo test l'abitazione di classe G a una classe C, vuol dire ridurre il consumo al 24 anno di quell'abitazione. Vi spiego nel dettaglio. Cioè un'abitazione di classe C, cappotti all'esterno con sughero, riva di legno o lana di pecora, si parla di tetto pavimentato con gli stessi materiali, di legno, lana di pecora, cellulosa di carta. Ci sono molti materiali compatibili per l'edilizia. Poi si parla di infissi a taglio termico e ci siamo puntati sulla struttura. Cosa vuol dire? Una volta puntati sulla struttura siamo riusciti a ridurre il consumo dell'energia primaria. Praticamente la condizione di una persona che vive in una casa di classe C ci porta a installare, facciamo un esempio, una termocucina combinata o un termocamino e un accumulatore, si porta a riscaldare dell'acqua e dare energia termica
Siamo in fase sperimentale di partenza, anche dopo l'apertura del sito. Siamo riusciti a mettere insieme 7 imprese locali, le abbiamo specializzate nell'efficientamento energetico, perché è un percorso da fare con le imprese, non sono abituate a mettersi insieme, collaborare e portare avanti un unico progetto. L'importante è fare rete anche con le imprese locali. Quello che puntiamo è poi la messa in vendita delle case su internet, solo che a Francavilla abbiamo avuto un problema, c'è stato l'azzeramento della giunta comunale, per cui il progetto si è praticamente per il momento fermato, ma dovremmo riprendere il colloquio di lavoro con i nuovi assessori a breve per avere almeno il patrocinio sul progetto. L'idea è piaciuta moltissimo, moltissimi cittadini ci stanno contattando, ancora prima di uscire col sito per le abitazioni, praticamente si collega al progetto del sindaco di San Basile, ma quello che puntiamo ancora di più è anche al turismo, per cui puntare da centro storico, bioedilizia, per cui case totalmente prive di sostanze chimiche, per cui non ci sono sostanze chimiche all'interno delle abitazioni, e poi partire con un secondo progetto che è la produzione di prodotti a chilometro zero da portare nelle abitazioni. Cioè sul sito internet vedremo le case in stato di fatto, vedremo un rendering, cioè una elaborazione in 3D della struttura ristrutturata, avremo il preventivo di ristrutturazione e tutti i servizi annessi dai cittadini che si dovranno organizzare e dare questi servizi agli futuri abitanti o turisti interventi in Francavilla Marittima. No, è tutto qui, è tutto più un progetto tecnico e si allaccia totalmente al progetto del sindaco di San Basile, cioè camminano insieme, solo che puntiamo all'efficientamento energetico e alla biosostenibilità dei prodotti. Ricordo che ci sono le detrazioni fiscali, per cui chi fa interventi di efficientamento energetico ci sono delle detrazioni, per cui che variano dal 50 al 60%, dipende dall'intervento che si fa. Per cui chiedo di puntare sul recupero del centro storico in questo modo, cercando di collaborare e far lavorare i cittadini che hanno posti di lavoro sul loro. Grazie.
in che modo? Attraverso un'aggregazione collettiva da parte del comune, quindi con il sostegno delle pubbliche amministrazioni, realizzando che cosa? Un comitato degli agricoltori. Questo comitato degli agricoltori che cosa va a fare? Sarà costituito in modo semplice da che cosa? Da un rappresentante della pubblica amministrazione e 2 o 3 a piccoli agricoltori. Questi piccoli agricoltori che cosa andranno a fare? Andranno a dirigere tutta l'economia locale del proprio comune. Quindi in questo modo, ad esempio, si otterranno delle produzioni tipiche e di qualità e andrà a fare che cosa? Andrà a incentivare la filiera corta. Che cos'è la filiera corta? Non è altro che una vendita diretta dal produttore al consumatore. Quindi è tutto a vantaggio dell'economia locale. Altra cosa, che cosa potremmo fare? Potremmo incentivare l'agricoltura dal punto di vista delle certificazioni volontarie. Cosa sono le certificazioni volontarie? Ad esempio, con questa aggregazione collettiva si potrebbero sfruttare i fondi comunitari, i fondi regionali, eminenti il banco PSR, per sfruttare dei contributi regionali per l'agricoltura biologica. Biologico cos'è? Non è altro che un regolamento comunitario che è disciplinato dall'834 del 2007. Che cosa fa? Prevede degli aiuti a tutti coloro che producono e commercializzano prodotti bio. Prodotti bio non è altro che cosa? Sono delle semplici regole che permettono all'agricoltore di produrre con un basso impatto ambientale. Che cosa dice il regolamento? Ci dice che noi possiamo produrre roba biologica, però non dobbiamo utilizzare pesticidi di sintesi, non dobbiamo concimare con prodotti organici o con prodotti minerali di sintesi. Quindi, attenendoci a queste piccole regole, la Comunità Europea e in particolar modo la Regione Calabria ci danno dei contributi. Quindi, facendo questa aggregazione collettiva con i piccoli produttori, anche i piccoli possono partecipare al bando e quindi ricevere un contributo. Non è da sottovalutare il fatto che, per esempio, i piccoli produttori possono perdere, ad esempio, 900 euro a ettaro per la produzione degli agrumi e possono perdere 650 euro a ettaro per la produzione delle olive, intorno a 1000 euro per la produzione degli ortaggi, che comunque andrebbe a sostegno di tutta la popolazione. Inoltre si potrebbe incentivare che cosa? Incentivando la produzione dei piccoli produttori si avvantaggerebbe il mercato locale. Quindi abbiamo detto la filiera corta e allo stesso modo che cosa sarebbe? Si incentiva la produzione verso prodotti di qualità. Ad esempio, che cosa è successo? La città di Ragusa, con una delibera del 17 febbraio 2010, ha realizzato un regolamento per un mercato degli agricoltori. La cosa la potremmo fare con noi, con un'aggregazione collettiva potremmo realizzare anche noi un mercato degli agricoltori. Noi abbiamo il fiore all'occhiello che è la cosiddetta ASA, la cosiddetta Pulcinella. Là sono presenti tutte le strutture necessarie che potrebbero essere a sostegno per il nostro comune, utilizzare dei fabbricati che sono là per creare un mercato degli agricoltori. Mercato degli agricoltori che va a sostegno dei piccoli produttori locali. Sono soltanto i piccoli produttori che potrebbero entrare a far parte di questo mercato e vendere il proprio prodotto. In questo modo che si va a fare? Si va a incentivare prodotti tipici, prodotti di qualità, si va a ridurre l'intermediazione commerciale, in modo che non c'è più il commerciante che va a fare speculazioni sul piccolo imprenditore, e si incentiva il mercato locale. Questa io ho preso come esempio il comune di Ragusa, ma lo fanno anche qua vicino. Rossano fa la stessa cosa, fa un mercato settimanale proprio per la vendita dei prodotti tipici, lo fanno ad Amadea e comunque è generalizzato in tutta Italia. Inoltre si potrebbe fare con un'aggregazione collettiva una sorta di disciplinare di produzione che verrà riconosciuta a livello nazionale, a livello regionale. Con il disciplinare di produzione il comune si fa garante dei prodotti tipici locali della zona e potrebbe realizzare una DECO. La DECO sarebbe non è altro che una denominazione di origine comunale e quindi è un qualcosa in più a incentivare la produzione dei piccoli produttori. Che cosa succede? Ad esempio, un esempio eclatante che posso veramente il comune ti posso parlare tranquillamente. Il comune di Reggio che cosa ha fatto? Proprio per cercare di diversificare i prodotti,
quando tutti quanti producevano solo ed esclusivamente un articolo, ha incentivato con dei fondi strutturali, con dei programmi di PSR, più precisamente con la misura 311, la coltivazione della rapa, cose che potremmo fare qua, anche noi però con un prodotto proprio diverso, non è detto che sia la rapa. Che cosa ha fatto? Ha previsto un contributo di 2.000 euro finanziando €1,50 a metro quadrato per la coltivazione della rapa, in modo che gli agricoltori, stiamo parlando sempre di piccoli agricoltori, erano incentivati a produrre la rapa. Poi cosa hanno fatto oltre a questo? Hanno fatto una serie di interventi, sempre utilizzando fondi strutturali PSR, che riguardano la diversificazione delle produzioni. Hanno fatto interventi per la manutenzione della salvaguardia del territorio, hanno fatto la promozione di prodotti lattiero-caseari. Sono tutti fondi che sono possibili e realizzabili anche in uno solo contesto comunale, basta soltanto cogliere l'occasione giusta, e con questa aggregazione collettiva sarebbe proprio l'ideale. Bisogna dire che cosa? Che io faccio l'esempio di questo comune, che è il comune delle Vigno, perché ci ho sotto mano. Questo qua è un programma annuale di produzione che è valido ancora oggi, valido dal 1/10/2013 al 30/9/2014. Utilizzando questi fondi strutturali che sono presenti ovunque, hanno fatto che cosa? Hanno previsto un contributo per la raccolta delle acque superficiali, che non è poco, un contributo per la salvaguardia del territorio, che in che consiste? Consiste nel ripristino delle siepi. Io penso che comunque tutti i piccoli agricoltori con un contributo da parte del PSR, con un contributo comunale, sarebbero incentivati a registrare siepi, a fare manutenzione per strade, a fare manutenzione per le viabilità poderali, comunque a investire sul nostro territorio. Anzi, addirittura in questo comune di Vigno sono stati finanziati le operazioni culturali per la natura del terreno, nonché sono stati finanziati interventi per la realizzazione di buoi a secco, per le piccole briglie, per il ripristino di sentieri e addirittura per la pulizia e la manutenzione degli alvei e dei torrenti, cose che potremmo fare anche noi, cose che invece qua non si fa mai. C'è da dire un'altra cosa molto importante, che il processo di diversificazione dell'agricoltura si può basare su un'altra cosa importantissima che riguarda il posizionamento, cioè la creazione di attività che sono indipendenti dall'agricoltura. Cosa sono le attività indipendenti dall'agricoltura? Sono delle attività che fanno parte sempre dell'agricoltura, però riguardano il sociale. Che cos'è l'agricoltura sociale? Con l'agricoltura sociale la terra viene vista come una generatrice e rigeneratrice della vita. In che modo? Allora, viene utilizzata solo e esclusivamente dal punto di vista rigenerativo, dal punto di vista ricreativo e dal punto di vista riabilitativo. Che significa questa realtà? Ad esempio, un altro esempio clamoroso, da cui non posso, sono tenuto comunque a dire, che cosa si hanno fatto? Con l'agricoltura sociale sono stati sfruttati dei bandi PSR, precisamente un'altra misura dell'agricoltura, la 311, per fare che cosa? Per finanziare l'agricoltura sociale. Ad esempio, che cosa è successo? In una località del comune di Pisa, in un'azienda agricola sono stati inseriti 5 disabili con un regolare contratto di lavoro. Utilizzando sempre questi fondi di PSR, questa azienda agricola ha inserito i giovani che sono disabili, ha prodotto frutta e ortaggi sempre con agricoltura biologica e con il marco solidale, il cosiddetto CAS, che è il gruppo d'azione solidaria. In che modo ha cercato di allargare la produzione anche a questi prodotti tipici della zona. Inoltre, che cosa si potrebbe sfruttare? Si potrebbe sfruttare il rapporto con gli animali, sempre dal punto di vista terapeutico. Infatti, un'altra azienda della provincia di Torino, un'azienda è stata rilevata da una ragazza per la morte del padre e sono stati utilizzati i cavalli dal punto di vista terapeutico. Sono stati inseriti, grazie a degli assistenti sociali, 2 o 3 persone all'interno. Sono state pagate perché hanno un regolare contratto di lavoro e hanno visto una grande sorta di riabilitazione, sempre utilizzando fondi comunitari. Inoltre si potrebbe intervenire in un altro modo, con la realizzazione degli agri asili.
dei fabbricati agricoli che eventualmente ci sono, non è un problema così qua, per ospitare i bambini piccolini in modo che possano vivere il rapporto con la terra e stare all'aperto, sempre con dei fondi strutturali. Si potrebbe fare che cosa? Si potrebbero realizzare delle fattorie didattiche. Fattorie didattiche che cosa sono? Sono delle fattorie che prevedono l'inserimento all'interno delle strutture di ragazzi delle scuole elementari. In questo modo che cosa si potrebbe fare? Cosa che avviene specialmente in Sicilia. In Sicilia stanno facendo questo. Stanno utilizzando le fattorie per inserire i bambini delle scuole elementari per vedere come avviene la produzione. Vengono realizzate che cosa? Vengono realizzato l'orto biologico e quindi il bambino delle scuole elementari viene assiste tutte le fasi della produzione. È stata organizzata la strada del miele, quindi è stata vista come avviene la produzione del miele. È stata fatta ancora che cosa? La produzione, la strada del vino, quindi sono tutti i processi di vinificazione dalla produzione fino all'ottenimento del prodotto finito che è il vino. Quindi sarebbe interessante utilizzare tutti questi fondi strutturali, questi fondi comunitari per intervenire in tutti questi progetti agricoli, cose che attualmente il nostro comune non fa. E quindi, ma non soltanto per avvantaggio dei grossi proprietari terreni, perché con questa aggregazione collettiva si potrebbero sfruttare tutti i piccoli proprietari terreni, tutti i piccoli proprietari che hanno un piccolo fazzoletto di terra che non sanno che cosa fare, allora si aggregano in questa convenzione disciplinata a livello del comune, che dà dei regolamenti comunali e vendono il loro prodotto. Penso che sarebbe interessante per tutti una cosa del genere. In conclusione, che cosa possiamo dire? Che io penso che questi fondi strutturali sono sempre disponibili e penso che dovrebbero essere utilizzati specialmente dall'amministrazione comunale, posso utilizzare le candidate a sindaco per fare un programma, una linea di sviluppo che sia comunque valido per il nostro paese. Infatti io lo ringrazio molto per avermi dato la possibilità di partecipare a questo seminario proprio per spiegare quali sono le linee di sviluppo del nostro paese a vantaggio dell'economia locale. E proprio per questo motivo io colgo l'occasione per lavorare il nostro futuro candidato a sindaco, di prendere l'input necessario, farci da ponte tra lo sviluppo dell'agricoltura e tra la ponte più che altro tra i fondi comunitari che sono presenti e le piccole imprenditori agricoli nella nostra zona. Colgo l'occasione per assicurare un grande bocca al lupo per la futura candidatura a sindaco. Grazie. Dai rifiuti come Pierluigi, l'ambiente come risorsa, il rifiuto come risorsa, passando per Vincenzo, per la rivalorizzazione del centro storico. Il terzo passaggio è normale, deve essere l'agricoltura. Io ascoltavo 2 o 3 giorni fa quando sono passati i deputati del Movimento 5 Stelle da Mirko e Paolo Parentello, deputato del Movimento 5 Stelle, diceva che noi abbiamo tutte le possibilità, tutti i requisiti per vivere soltanto di quello che abbiamo, e quello che abbiamo è un'agricoltura che fino ad oggi non è mai stata valorizzata. È il punto fondamentale che noi abbiamo già inserito nel nostro programma, non può che essere quello della filiera corta che diceva Salvatore, cioè l'avvicinamento tra chi produce e chi consuma. Perché comunque i cittadini del sud, noi meridionali, io vedo anche con mio papà, no? Non possiamo non possiamo che puntare, dobbiamo puntare sull'agricoltura, perché abbiamo un terreno, come dicevo prima, che ci invidiano tutti i cittadini settentrionali, abbiamo la possibilità di coltivare patate, abbiamo la possibilità di coltivare le rame, come dicevi tu, pomodori e così via. Quindi, Salvatore, rispondendoti, io ho normale
possibilità, come parlavamo ieri sera, la possibilità di valorizzare tutti i prodotti pubblici locali. Adesso cedo la parola a Pietro Spagnolo. Come dicevo prima, siamo partiti dall'inizio del paese, dalla collina, dal centro storico della Crosia. Abbiamo sviluppato parlando di agricoltura e concludiamo alla fine del nostro comune, che è il lungomare, il mare, che doveva essere il fiore all'occhiello di questa comunità e che purtroppo, come voi ben sapete, è forse la ferita più grande e più aperta che questa cittadina possiede oggi. Pierino ci racconterà qual era l'idea iniziale, il progetto iniziale, quello che è oggi presente e come potremmo noi migliorare questo fiore all'occhiello che purtroppo, secondo me, ma penso anche secondo voi, con l'oggettivo sia stato mal sviluppato da tutte le amministrazioni che fino ad oggi ci hanno amministrato. Io, se riesco a parlare veloce qui, mi devo alzare, se avesse portato dietro. Si sente? Stavo dicendo che per me è un po' difficile adesso, mi sembra la conclusione di questo seminario, dopo aver ascoltato i nostri ospiti, ma su argomenti che sinceramente devo fare un applauso possibile di San Basilio per l'iniziativa notevole, anche ai legislatori del settore dell'ambiente che hanno dato quell'input necessario perché un dato o una classe dirigente amministrativa nuova che si dovrà presentare alla prossima amministrazione comunale avrà un bagaglio di conoscenza che dovrà essere utile per amministrare un comune così. Io, se mi permetto, volevo sgomberare qualche dubbio, essendo un cittadino di Crosia e essendo stato amministratore del passato, sgomberare dubbio del mio ruolo stasera, della mia presenza, non altro che l'amore che provo per questo mio paese. E quindi ho ritenuto opportuno e non creare uno spazio politico per l'eventuale prossime amministrative. Il mio è un ruolo di amore, io ho sempre amato il mio paese. Io faccio politica dal periodo in cui tanti giovani qua presenti, e mi riferisco all'obsoleto ormai discorso che ormai, perché tanta gente ormai pensa che ormai è un discorso, un'idea obsoleta. L'idea obsoleta non la si può giudicare perché è stata un'idea che è stata ideata oltre 30 anni fa, quando ancora determinate iniziative sul litorale centro-fondale che conosce il nostro territorio e anche i nostri ospiti. Il nostro territorio presentava una serie di insediamenti abusivi sul litorale, sul demane marittimo, per cui c'è stata una grossa iniziativa, forse il primo comune d'Italia, e questo è un applauso anche a chi ha cercato in qualche modo di portare avanti una legge statale della 47 dell'86 sul punto dell'inizio, ha posteggiato la sanatoria su ben 80 biglietti sul denaro, ridando la possibilità ai cittadini di Crosia di rivivere il litorale. A seguito di questa iniziativa era nata l'idea di un progetto generale di persone all'epoca che erano molto più giovani, da cui io mi sono rivisto in questo momento nel ruolo in cui avevo nel 1988. Un progetto generale che è stato impostato su uno sviluppo organico e generale di tutto il litorale. Il litorale nostro va dal centro Fontana fino alla località Fiumarello. Era un progetto generale che prevedeva insediamenti turistici, bungalow, in quel periodo si poteva guardare di questi tipi di interventi sulle coste, però prevedeva un organico, una progettualità organica di uno sviluppo concreto del nostro litorale, supportato poi da che cosa? Dall'entroterra che era rappresentato sia dal centro storico e Crosia, ma anche dalla nostra realtà urbanistica
di Virto, che è una frazione popolosissima. Noi abbiamo quasi 30-40.000 vanni come sul nostro territorio, se non di più, a fronte di una popolazione di meno di 10.000 abitanti. Quindi il piano mare è un'idea precisa, in quanto le idee sono supportate da proposte valide, e io penso che così come è stato nel passato possa avvenire tutt'oggi anche nel futuro. Il piano mare sembrava una pazzia, sembrava aver creato qualcosa di non realizzabile, invece è successo che quello che è successo. Si è riusciti a realizzare uno degli interventi pubblici sul nostro territorio più importante, che doveva essere lavorato per lo sviluppo turistico. La storia, poi ho messo sul titolo oggi, ieri, oggi e domani. A me sembra che il piano mare, così come era stato progettato, così come era stato pensato, sia rimasto ieri. Mi auguro che ci possa essere un domani, perché effettivamente lo stato di fatto del nostro litorale non ha creato poi quei giusti presupposti di uno sviluppo organico, turistico. E quando parliamo di sviluppo turistico noi torniamo a un discorso economico, legato all'agricoltura, legato alla promozione dei prodotti tipici, legato a qualcosa di positivo anche per la creazione di posti di lavoro. Noi siamo riusciti in passato a creare una notevole iniziativa con un primo impulso che è stato quello di creare un bando pubblico affinché attrezzature scientifiche potessero sorgere su un piano attuativo, regolamentate, quindi con proposte scritte, con proposte che riguardavano anche lo sviluppo sul demanio marittimo, e questo mi riferisco a un periodo che è stato successivo all'88 al progetto originale, ma è scaturito poi nel 96 per una serie di motivazioni politiche che non starò qui certo a elencare, ma penso sia legata sempre a un discorso di controversie che la nostra classe dirigente purtroppo ha sempre messo in primo piano rispetto alle esigenze della collettività. E di questo magari mi faccio anche io mi prendo le mie responsabilità perché non ho questo ruolo istituzionale, ma sono essere anche autocritico quando mi si riesce a critici. È chiaro che il piano mare era nato con questa funzione. Successivamente il piano mare non è diventato altro agli occhi di tutti i cittadini, ai nostri occhi, non è diventato altro che una ripartizione clientelare di eventuali affidamenti di piccoli lotti di terreno buttati giù per caso senza un'organizzazione globale del turismo legato a questi tipi di attività, causando che cosa di negativo ulteriormente? Oltre a far fare interventi che non erano necessari, hanno causato anche problematiche anche per le attività che hanno investito sul litorale centrofondale. Purtroppo noi viviamo un'esperienza negativa sul periodo turistico. Prima si parlava di paese albergo, nel 77-78 era quasi un paese albergo. Il turismo era improntato non sugli alberghi, ma era improntato sul fitto delle case dei privati cittadini. Quindi c'era una funzione di quasi paragonabile a un paese albergo. Oggi cosa succede sul nostro litorale? Si è fatto e si è detto tanto, però lasciamo quei piccoli operatori a se stessi. Chi conosce gli operatori, chi ci parla, chi come me, tutti gli altri cittadini del nostro comune, sa le enormi difficoltà che riscontrano anche gli operatori commerciali sul litorale, perché abbiamo ridotto la stagione estiva quasi a 10-15 giorni di presenze caotiche, confusionarie, che non portano economia nella nostra realtà. Non siamo riusciti a prolungare un periodo di permanenza di eventuali potenziali turisti perché non abbiamo creato i presupposti tali per poter fare questo. A me dispiace sinceramente, io in quel periodo, ripeto, tanti di voi non erano neanche nati, perché oggi parlando con te, quando parlavamo di piano mare, ci siamo buttati dentro perché eravamo giovani anche noi, credevamo in quell'idea e io mi auguro questo, quello di dare un input alla nuova classe dirigente che mi auguro che sia veramente rinnovata. Io appartengo a un altro schieramento politico come partito, lo sanno benissimo, io sono sempre stato socialista e
rimango socialista, però quando vedo delle iniziative così notevoli come possono essere i seminari che arricchiscono la futura classe dirigente o amministrativa già con i presupposti di soluzione ai problemi che sono presenti sul territorio, non bisogna fare altro che fare un applauso a queste iniziative, perché ormai non andare a amministrare così come oggi si deve amministrare, bisogna conoscere e affrontare già prima i problemi, sapere quali sono i passi per risolvere determinati problemi, perché sappiamo benissimo il momento in cui viviamo, il momento di crisi, il momento di mancanza di finanziamenti, la capacità attrattiva dei finanziamenti, la capacità attrattiva di fare investimenti sul territorio, quindi è il plauso che va fatto a tutta la classe dirigente. In questo caso le ragazze del Movimento 5 Stelle che stanno facendo una serie di seminari che non fanno altro che arricchire il vostro patrimonio e che potrebbe essere utile da affrontare l'indomani della competizione elettorale, che spero in qualche modo dia veramente una svolta a un cambiamento in questo nostro paese, lo auguro per me, per voi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, è un cambio che possa affrontare le problematiche già all'inizio, da subito, non bisogna aspettare un anno, 2 anni per poter imparare come affrontare il problema, perché i tempi ormai sono così veloci che ci porterebbero veramente a una situazione di non ritorno. Il pianomare oggi il pianomare, purtroppo viviamo in una situazione dove il degrado, l'impossibilità di prospettare un futuro migliore è agli occhi di tutti. Io l'indicazione posso dare sul futuro. Quelle sono aree non destinate a servizi. Non possiamo segnarci come qualcuno vuole far capire la costruzione di alberghi, che non è più possibile, con le nuove normative. Trovo queste cose sono cose che sinceramente sono cose positive, ripeto, io mi auguro che queste iniziative che vedo anche su altri programmi, Porticciolo, va benissimo, sono cose anche positive, però io ritengo che se non c'è un'attrazione, se non c'è un richiamo da parte del territorio di potenziali turisti che non devono per forza essere del nord, del mese di giugno, oppure dalla Germania, dall'Europa, noi abbiamo un'entroterra, un Mirto viveva, parlo come elettorale, viveva sul turismo fatto da tanti cittadini del popolare, di Novo, di Noveto, dello stesso Rossano ancora non aveva cominciato a investire sul litorale. E noi dobbiamo fare questo, dobbiamo creare questi presupposti affinché nei periodi dei mesi, diciamo, bassi, giugno, maggio, giugno, ecco, poter essere l'attrazione verso gli eventuali potenziali turisti che arrivano all'Europa, per non legare poi questo discorso un po' più ampio al discorso degli eventi mariani, che noi abbiamo avuto una fattura per chi crede, per chi non crede, per gli eventi mariani che non sono mai sempre potuti essere sfruttati al massimo per avere un ritorno economico turismo sul nostro territorio. Cos'è che si potrebbe fare? Io penso che attraverso l'iniziativa notevole di un amministratore capace di governare e iniziative che vadano verso infrastrutture di attrazione, si potrebbe pensare a progetti di idee, lanciare delle progettualità per quanto riguarda l'investimento, che non deve essere per forza pubblico. L'investimento quando è mirato, quando è organizzato, quando è programmato da parte dell'ente, può essere tranquillamente privato, così come è stato fatto nel passato. Gli interventi che sono stati fatti sul pianomare a livello di infrastrutture sono tutte in base ai piani commerciali, sono tutte private, sono state soggette a bandi pubblici, sono state soggette a delle scelte, e questa potrebbe essere una grande opportunità per il nostro litorale. Solo così, e non far passare ormai il nostro litorale soltanto per il taglio dell'erba nel mese di luglio, oppure per la pulizia occasionale della spiaggia, e un'altra carenza questa sulla spiaggia mi consente di valutare, è quello di affrontare un discorso del progetto che l'unico comune forse della zona che non ha un piano spiaggia, cioè un paese che ha vocazione turistica, un paese che è dotato di un litorale, non è così grande come quello di Rossano, però è molto raro che un amministratore non pensi ad organizzarsi e presentare o approvare o dirigere il piano spiaggia affinché si possano dare delle indicazioni concrete sullo sviluppo anche del demanio e non fare conclusioni così come si vuole fare. Io questo è quello che sento di dire a voi, quali mi rivedo con l'entusiasmo giovanile. Io penso che l'entusiasmo giovanile sia la forza per andare avanti. L'entusiasmo giovanile fa sognare. Io purtroppo
sognato e qualcuno oggi non riesce più neanche a sognare. La cosa più bella è quella di poter sognare, poter realizzare quelle idee che anche in passato sembrano assurde, quelle idee che anche il sindaco di Sabatino vi ha dimostrato che invece non sono impossibili, sono idee fattibili. Ma noi viviamo una realtà molto diversa, noi viviamo una realtà dove purtroppo, ce lo dobbiamo anche dire, siamo un paese formato da tanti paesi vicini si sono ritrovati in una cultura diversa, però che loro non sono riusciti ad amalgamarsi come unità. Questa è la cosa che ci manca, sulla quale bisogna lavorare. Bisogna far capire che il comune, il paese, il territorio è nostro, possiamo gestirlo tranquillamente attraverso iniziative che vanno di sé anche come spinta, perché l'esigenza, oggi c'è un'esigenza economica tremenda, se non si creano i presupposti di dare uno sviluppo turistico, un ritorno economico verso i giovani, anche verso chi ormai non è più giovane, perché è questa la situazione nostra. Noi abbiamo una situazione di un territorio privo di ogni considerazione da parte di un ente regione o da altri enti sovracomunali che purtroppo ci hanno abbandonato. Noi non abbiamo infrastrutture, quindi dobbiamo bloccarci le maniche a farla andare avanti le idee, per cui vale la pena anche scontrarsi, ma lottarsi se ci crede, con iniziative notevoli come queste, nel senso che danno il presupposto di creare poi veramente una classe dirigente preparata ad affrontare queste problematiche. Io faccio gli auguri che il nostro comune, ai ragazzi del Movimento 5 Stelle, ma che il nostro comune possa finalmente vedere un'alba nuova e poter far crescere tutte quelle grandi prospettive per un paese come quello sia, come detto. Grazie. Io volevo soltanto fare un altro minuto del nostro tempo, poi ci andiamo tutti a cenare. Dopo aver svolto questi 3 seminari come protagonista principale insieme a tutto il gruppo, che ringrazio per l'aiuto che mi ha dato, io voglio dedicare 30 secondi a voi, ai cittadini di Crosina. In questi giorni, in questi mesi, troppe volte le mie orecchie hanno sentito la parola mancanza di esperienza. Troppe volte in questi giorni ho sentito che non siamo pronti ad amministrare questo paese solo perché siamo giovani. Per me, e penso per tutto il gruppo, penso sia un onore